Luca Parlatini, oggi avete conquistato questa soffertissima vittoria per 3-2 con Busnago e avete messo la quarta di fila e un altro mattoncino importante verso la salvezza. Sì, oggi è stata una partita molto tesa. Non abbiamo espresso una gran qualità di gioco, la cosa che contava era vincere, ci siamo riusciti, bravi sotto l'aspetto agonistico, stare lì comunque, anche se le cose non venivano in modo perfetto, giocare e portarla a casa. Questo è stato un merito contro una squadra che secondo me ha giocatrici di valore dentro. Tu hai appena parlato dei nervi tesi, che era stata una partita molto tesa, infatti ci sono stati tantissimi errori sia da un lato nostro che dal lato delle avversarie, quindi oggi si può dire che è stata la squadra che nel momento decisivo ha sbagliato di meno a portarsi a casa questi 2 punti. Sì, ci sono state tante situazioni. Noi il primo set siamo stati messi sotto con loro che hanno espresso una buona qualità di gioco, ma noi eravamo molto intimoriti. Un gran bel secondo set, alzando la qualità della battuta e tenendo bene in ricezione. La battuta gli ha staccato la palla la maggior parte delle volte e il gioco diventa molto più scontato. Poi sai che quando hanno la palla precisa vanno a giocare al centro perché sono dei terminali importanti. E poi il terzo set eravamo partiti benissimo, ci siamo fatti recuperare e non siamo riusciti a portarla a casa, bella reazione nel quarto e il quinto poi eravamo molto più sereni, abbiamo lasciato andare il braccio in più occasioni nel quinto set, per cui guarda, sapevamo che era una partita importante e questi 2 punti per la nostra classifica sono molto importanti, si tirano fuori da una zona rossa che se facciamo bene, se facciamo il nostro lavoro mercoledì stacchiamo completamente. Infatti mercoledì andrete a affrontare una squadra che è una delle ultimissime chance per salvarsi, se non forse è già matematicamente retrocessa, che è Sì, Bedisole. è già retrocessa, ha giovani di valore al suo interno, quindi io mi aspetto che vengano e facciano una buona gara, ma se noi giochiamo come sappiamo in casa, poi soprattutto in casa dove esprimiamo un gioco sempre migliore, possiamo chiudere i giochi prima di Pasqua. Adesso ti faccio una domanda un po' fuori programma. Oggi ti sento molto senza voce, possiamo dire che oggi Luca Parlatini era proprio dentro con le giocatrici in partita per la voce che oggi è quasi nulla. Ma boh, c'era grande tifo e quindi dovevi urlare per dire determinate cose. Poi oggi c'era più bisogno probabilmente. Loro hanno cambiato un po' di cosette rispetto a quello che avevamo preparato, quindi abbiamo fatto un bel lavoro, dai. Grazie Luca, in bocca al Grazie a te, lupo. crepi il lupo.